Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 25, campionato B-Win. Il Modena di Bergodi in serie positiva da ormai 5 giornate vuole continuare la sua striscia di risultati davanti al pubblico di casa. Cerca un'altra vittoria, 3 punti per la salvezza giallo-blu, 3 punti per staccare in classifica il Crotone di Corini, che vuole trovare la sua seconda vittoria lontano da casa. A Braia il Modena recupera Capitan Perne, schiera l'ex Mazzarani. Il Crotone lascia in panchina l'altro ex Ginestre, preferisce Curiano con Cutolo in avanti. Novità nel centrocampo rossoblu, fischia il signor Ostinelli di Como. Inizia subito il Modena di Bergodi in avanti, Rullo, pallone nel mezzo, salta Ciaramitaro, stacco, non ci arriva Ciani, il pallone fuori alla destra di Velez. Tentativo di Ciaramitaro, non ci è arrivato Ciani, poi Pasquato, punizione, Velez respinge con i pugni, non se l'ha sentita di bloccare il pallone. Poi al 18esimo dalla sinistra, cross di Correia, pallone nel mezzo, stacco di Vinetò, pallone sulla traversa, battuto Alfonso che rimane piantato, ecco il replay. Stacco perfetto del francese, battuto Alfonso, lo salva a traversa, calcio d'angolo di Cutolo, pallone deviato in rete da Rullo, clamorosa autorete al minuto 19, Crotone in vantaggio. De Giorgio indica Cutolo, ma in realtà è l'autorete clamorosa di Rullo. Erminio Rullo spedisce il pallone alle spalle di Alfonso sul primo palo. Esultano i tifosi del Crotone, si dispera Bergodi che ha qualcosa da dire ai suoi. Inquadrato Cutolo che ha battuto il calcio d'angolo, ecco il replay. Inquadrato Vinetò, si muove sul primo palo, ma c'è anche De Giorgi sul primo palo con Rullo. È proprio Rullo a deviare il pallone alle spalle di Alfonso. Minuto 19, Crotone in vantaggio. Autorete di Rullo. Al minuto 38 il Modena prova a reagire, ci prova con Pasquato dalla distanza col destro, prova a caricarlo. Velez ancora in due tempi, non se la sente di bloccare il pallone. Poi al minuto 39 Cutolo, azione personale, prova con il sinistro a superare ancora una volta Alfonso, pallone che esce di poco alla destra proprio del portiere disteso. Inizia la ripresa con il Modena subito alla ricerca del rete del pari, ci prova con Ciani, occasione clamorosa sbagliata da 2 passi, il pallone rimbalza male, perfetto l'assist Giglioli, pallone nel mezzo, abruzzese migliore, stanno a guardare, arriva Ciani, pallone però fuori in maniera clamorosa. Ancora un'altra occasione, ancora con Ciani di sinistro al volo, prova a incrociare, Velez controlla, tiro fuori. Bello però il tentativo di Giglioli, applaudito anche dal pubblico di casa. Minuto 29, cross di Pasquato nel mezzo, stacco di Stanco, pallone sulla traversa, ribalza lì nell'area piccola, c'è Greco, pallone in rete, tutto regolare. Esulta lui e il Modena, 1-1, rete importantissima di Greco, subentrato a Mazzarani. Cambio come quello di Stanco per Ciani, vincente da parte di Cristiano Bergodi. Stacco perfetto sia di Stanco che salta su Vinetò, poi Vinetò corre all'indietro ma non ce la fa a tenere Greco. Poi al minuto 42 calcio d'angolo di Pasquato, pasticcia Velez con i pugni, poi Signori ha la grande occasione, ma è bravo Velez in questa occasione a respingere. Finisce 1-1, finisce col Modena e Crotone ancora appagliati in classifica, 30 punti. Niente salto di qualità per Bergodi, che ottiene però il 6º risultato utile consecutivo. Punto utile anche per Eugenio Corini e le sue ambizioni.